Avete visto i telegiornali, ragazzi? Ravanusa. Ravanusa, la tragedia di Ravanusa è stata una bolla di metano. Una bolla di metano. È stata una bolla di metano. Ora si deve capire come si è formata questa bolla di metano. Forse c'era il fornello acceso sotto, ha bollito, appena è entrata in ebollizione il metano e ha fatto la bolla di metano. Ma la bolla come non ha bisogno di un vuoto, no, eh? Allora, io ve la dico la verità. Però aspetta, piano piano, perché devo superare i 3 minuti, perché dice che Facebook è 3 minuti, se tu fai il video superiore di 3 minuti, lo indicizza meglio. Quindi non vi seccate, aspetta, piano piano ve lo dico. Io ho la bolla di metà. Allora, calma, ripiccoliamo. No, ecco, la batteria pure scarica. Allora, riepigoliamo. Una colomba si è posata. Allora, riepigoliamo. Una bolla di metano. È accertato, sicuro. Una polla. Polla. Quello è il pollo di metano. Il pollo di metano, quello nuovo che è senza peli. Non c'è bisogno che ci levi i peli. L'hanno inventato il pollo di metano. E vabbè, comunque, il pollo di metano che è senza pelle, che non direttamente non lo devi mettere nel forno, nel microonde, perché sennò nel forno scoppia, perché il pollo di metano. Boh, non lo so, questo mi è venuto adesso. Ripeto, per raggiungere i 3 minuti. Allora, ve lo dico io com'è la cosa, aspetta, no? Ve lo dico, aspetta, prima dello scadere dei 3 minuti. Dovete aspettare, ragazzi, no, perché sennò poi non lo indicizza, devo diventare famoso, non è che... Voi nel frattempo scrivete, no? Sto guardando la colomba che si sta appoggiando, che mia madre ha messo il pane raffermo, sì, no pane duro, si chiama raffermo, che è più o meno, il pane duro è per i poveri, no? Infatti, com'è la bolla di metano? Non è che hanno detto che c'era una voragine che si è riempita di metano, no, l'hanno chiamata bolla di metano, cioè come se il metano ha fatto tutto lui. E il metano è fuoriuscito, che può darsi magari che un giorno si scoprirà che non viene dalle tubazioni, ma è una risorsa di metano naturale che si trovava lì sotto, che la pressione ha fatto la bolla, invece no, non è la bolla, ve lo dico io. Vicino al tubo di metano che perdeva c'era la perdita dell'acqua. Sì, perché le tubazioni sono tutti cianofateno, sono tutti fradici. Fradici sono le tubazioni dell'acqua in Sicilia. Allora, c'era la tubazione del... Però sì, lei, per favore non lo dite, raga, perché sennò poi ci rovino, diciamo, ai politici, poi non c'è Musumeccio che poi fa brutta figura. Allora, voi aspettate che lo dicono loro, non c'è, però è così, allora c'è praticamente vicino alla perdita di metano c'era una perdita della tubazione dell'acqua. Questa perdita della tubazione dell'acqua che è assai, che c'è, piccolina, piccolina, è assai. Quando, siccome non usciva fuori da sopra l'asfalto, scendeva, perché c'è la montagna, c'è la collina, scendeva sottoterra questa perdita d'acqua, e scende oggi, scende domani, scende dopodomani, ha creato una voragine, un vuoto lì dentro. C'era la perdita del metano e questo vuoto si è riempito con la perdita del metano. Come per colpa dell'ascensore, poi che infatti bisognerebbe indagare chi è che ha preso quell'ascensore, che la colpa è sua, che ha preso l'ascensore che è andato del piano seminterrato, che aveva il garage del piano seminterrato, no? Questo colpevole, perché lui è sceso col garage del seminterrato, l'ascensore ha fatto contatto di elettricità e ha scoppiato la bolla di metano dentro la voragine della perdita dell'acqua. Vabbè, ora minchia, più di 4 minuti, ma pare pure troppo ora. Comunque ragazzi, questo è... Però non lo dite, aspettate che lo dicono loro, perché sennò poi fanno figure di merda, si arrabbiano e non accettano la figura di merda, né? Capito? E si accaniscono, e siccome hanno il potere, per adesso, e siccome hanno il potere, allora, per adesso dico, siccome hanno il potere, allora reagiscono...
per adesso dico il potere, per adesso c'hanno il potere, e allora reagiscono poi male, di più, incalzano perché hanno il potere, per adesso.